24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sono stati chiusi definitivamente i lavori per l'identificazione dell'area dove sorgerà il nuovo ospedale, destinato a diventare un centro d'eccellenza per la medicina e un punto di riferimento per gli ammalati anche stranieri. A dichiararlo è stato il presidente della regione Luca Zaia, che ha ribadito che l'area individuata rimane quella di Padova Ovest. I costi di realizzazione dell'opera, ovvero della parte ospedaliera e delle cliniche, si aggirano attorno ai 600 milioni di euro, cifra a cui vanno aggiunti 25 milioni per gli espropri e 19 milioni per le opere di urbanizzazione, meno 45 milioni di possibili ipotizzate valorizzazioni di beni dismessi. Pagherà, io spero, in gran parte il governo stanziando risorse, visto e considerato che noi ce le meritiamo queste risorse, e poi parte con fondi propri della regione. Si procederà quindi con una gara e entro fine anno, con ogni probabilità, si conoscerà il nome dell'impresa assegnataria. Intanto il governatore condivide la protesta dei sindaci leghisti contro l'IMU, i cui introiti dal prossimo anno finiranno interamente nelle casse dei comuni. Ci fa piacere pensare che una tassa del luogo mantenga le risorse in loco. Dall'altro però ci dispiace ancora vedere il governo che continua a insistere con una tassa che non condividiamo, ovvero la tassa sulla prima casa, perché tale è l'IMU. È una cosa che noi non condividiamo fino in fondo e ci batteremo fino alla fine perché questa non si paghi. Zaia ha anche ricordato come da ieri sia attivo il numero verde 833 43 43 antisuicidi, un servizio che fornisce aiuto e assistenza altamente qualificata sul piano psicologico e sanitario agli imprenditori in difficoltà a causa della crisi. Se l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, una SPA, il cui azionista di maggioranza è lo Stato, dice che senza soldi sul tavolo non garantirà il servizio di trasporto locale, mi domando una volta di più dove vanno a finire le tasse pagate dai cittadini del Veneto. Franco Manzato, assessore regionale alla tutela del consumatore, fa 4 calcoli a spanne e rispetto a quanto introitato dall'erario statale, con imposte e tasse dei veneti, il servizio dovrebbe essere perlomeno dignitoso. Invece lo Stato scarica da anni i suoi debiti su regioni ed enti locali, ha aggiunto Manzato, i quali non hanno di fatto una propria autonomia né fiscale né finanziaria, ma vivono di trasferimenti che oltretutto sembrano inversamente proporzionali tra nord e sud rispetto a quanto il territorio paga. Alle regioni lo Stato ha trasferito il trasporto locale e poi lesina e preannuncia ulteriori riduzioni. Un ulteriore milione di euro è quanto la Regione del Veneto ha messo a disposizione per il 2012 in un bando per progetti di pubblica utilità o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, dopo aver stanziato nel corso del 2009-2011 3.350.000 euro, che hanno consentito la realizzazione di 288 progetti con il coinvolgimento di circa 900 lavoratori. Con questa delibera, ha spiegato Elena Donaddan, assessore regionale al lavoro, i lavoratori che sono senza ammortizzatori sociali o hanno terminato di percepirli nel medesimo anno, invece di ricevere una risposta di tipo meramente assistenziale, ottengono una risposta lavorativa-assistenziale. 6 persone denunciate per usura e attività finanziaria abusiva, più una per riciclaggio, centinaia di migliaia di euro il volume d'affari. Sono questi i risultati di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, che ha portato allo scoperto un giro di cravattari che applicavano tassi usurai attorno al 30-40%. Sono 4 diversi casi che sono giunti a conclusione più o meno tutti insieme. In un caso si trattava di un imprenditore delle materie plastiche, in un altro caso di 2 soggetti insieme, un imprenditore agricolo insieme a un artigiano, un terzo caso invece parlava di un imprenditore del settore dell'edilizia e il quarto caso sempre un imprenditore di edilizie unitamente a un commercialista. Nella maggior parte dei casi le vittime, una trentina in tutto, quelle riscontrate erano altri imprenditori, spesso diretti clienti dei primi, che in difficoltà a saldare i propri debiti lavorativi finivano con l'indebitarsi per cifre superiori alle proprie possibilità.
carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Valdagno nel Vicentino hanno arrestato nelle prime ore di lunedì a Montecchio Maggiore una coppia di fidanzati sorpresi dopo aver rubato tubi in rame per un valore di 1.000 euro all'interno di un residence e tentando il medesimo furto all'interno di un cantiere edile. I due giovani sono stati individuati con ancora nelle mani la mazza utilizzata per scardinare le grondaie dai muri, grazie alla telefonata giunta al 112 da parte di un residente che era stato svegliato dai rumori provenienti dal citato cantiere. Gli arrestati, tradotti davanti al GIP del Tribunale Berico, sono stati scarcerati e solo l'uomo, poiché pregiudicato, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.